Prego, collega Farrugia, a facoltà. Presidente, signori consiglieri, ospiti, abbiamo ricevuto questa comunicazione urgente e monotematica per verificare lo stato della spinta contro la realizzazione del parco eolico offshore e ritengo che se è stato proposto qualche ricorso, se è stato attivato qualche ricorso, sarebbe bene e opportuno durante i lavori di questo incontro che noi venissimo notiziati. Mi perdoni, collega Farrugia, il comitato, se vuole accomodarsi, sono invitati Iudice, Leopardi e Naspini. Prego, collega Farrugia. Dicevo che era opportuno che il Consiglio Comunale venisse notiziato sullo stato dell'arte di eventuali ricorsi che sono stati presentati. Non dimenticando per ultimo che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale eolica di cui stiamo parlando ci dà la possibilità di presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'autorizzazione. E dato che l'autorizzazione è stata pubblicata il 15 ottobre del 2013 in Gazzetta Ufficiale, credo che siamo agli ultimi giorni fruibili o utilizzabili per eventuale ricorso straordinario, per cui dobbiamo mettere nelle condizioni a chi di competenza di non perdere questa opportunità che ci viene data in merito al ricorso. E dico questo, di non perdere l'opportunità del ricorso, perché l'autorizzazione è articolata in funzione o nella misura in cui i pareri di competenza non vengono espressi per decorrenza di termini, i pareri necessari per la definizione del parere non sono comprensivi, per esempio, del parere del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, il quale ancora aspetta la documentazione necessaria per esprimersi. Per farla semplice e molto sintetica, non levare tempo a chi mi seguirà negli interventi, esistono pochi pareri espressi esplicitamente favorevoli al rilascio di questa autorizzazione. Rasentando il rilismo, estremizzando la cosa, forse l'unico parere che viene espresso in maniera esplicita c'è dato dal Comune di Putera, dalla dottoressa responsabile di un servizio, addirittura mamma dall'amministrazione, da una responsabile di un dipartimento, il quale esprime parere sotto l'aspetto urbanistico favorevole. Cioè, una struttura di questo tipo gode solo di un parere espresso esplicitamente di un capo di ripartizione, mentre mancano i pareri, o se sono acquisiti perché presentati in ritardo,
di questa struttura, di questo impianto. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un impianto eolico che deve essere realizzato nella costa del Golfo di Gela e viene realizzato implementando 38 pale eoliche, pale che hanno dimensioni mostruose. Stiamo parlando di pale eoliche la cui altezza è di circa 135 metri quadri, che esce fuori dal livello del mare di 25 metri e ogni pala è grande 55 metri. Questo per dire cosa? Per dire il massivo, il massiccio, il rilevante impatto che ha nelle attività che vogliono e devono essere svolte nel litorale del Golfo di Gela. Ricordo a me stesso che questo comune si era espresso negativamente in merito alla realizzazione di questo impianto. Già nel 2008 questa amministrazione si era espressa negativamente e malgrado questa espressione di volontà, l'impianto è stato autorizzato ufficialmente. E allora mi faccio la domanda: le amministrazioni comunali, chi amministra una città, può, deve, esprime un parere? E che senso ha questo parere quando poi non viene utilizzato e non se ne tiene conto? Ricordo a me stesso che un altro parere esplicito, contrario, viene espresso dalla regione siciliana, però purtroppo, siccome le autorizzazioni non riguardano la regione siciliana, questo parere non ha alcun senso, non viene recepito e di questo parere non ne viene tenuto conto. Stiamo parlando di un investimento che ha dei costi che si aggirano intorno a 200 milioni di euro, quindi un investimento grosso, un investimento di una certa rilevanza effettuato da una società la Mediterranean Wind Offshore, il cui maggiore azionista è Intesa Sanpaolo, una società, un'azienda bancaria. E allora a questo punto cosa mi viene da dire da consigliere comunale e da rappresentante di questa collettività? Innanzitutto, noi non dobbiamo esprimerci sulla realizzazione di questo parere, però se mi consentite una riflessione personale la devo pure rappresentare, ed è quella di un goffo di 3 comuni vicini, collegati l'uno con l'altro, 3 comuni che hanno investito, vogliono investire, hanno una vocazione turistica, paesaggistica, hanno un'aspirazione di realizzare il futuro di queste città utilizzando il turismo, e quando viene rilasciata questa autorizzazione, ammessa che sia valida, a mio parere non è assolutamente valida, non si tiene conto delle indicazioni che esprimono i rappresentanti dei comuni in merito alla realizzazione di questo impianto. Purtroppo l'unico comune che si è espresso favorevolmente alla realizzazione di questo impianto è il comune di Putera. Mi risulta, non so se è vero, che abbiano chiesto una misura compensativa per
sorgono alcuni dubbi. Primo dubbio: che succede se questa struttura viene realizzata? Che impatto ambientale ha questa struttura per la nostra collettività? Uno, sicuramente ha delle riflessioni negative per quanto riguarda il turismo. Due, e qui devo esprimere un dubbio: questo impianto viene realizzato a 2 miglia, come si evince dall'autorizzazione, da un parere dato dal Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare, a 2 miglia o a 3 miglia e mezzo? Qui il primo dubbio. Ricordo a me stesso che per Prezioso e Perla sono situati a 6,5 miglia e 5,5 miglia dalla nostra costa, quindi hanno una distanza in doppio e noi la vediamo ugualmente. Se un miglio marino equivale, e qui sono certo, a circa 1800 metri, verranno collocati dove finisce il pontile dello stabilimento, perché a naso vago sarà 3 km, a 2 miglia siamo 3 km e 8, può arrivare a 4 km, ce li avremo posizionati qui davanti. Allora dico Dio, scegliamo: o vogliamo un paese turistico o vogliamo un paese con la tecnologia. La tecnologia è necessaria, ma se la tecnologia deve compromettere le scommesse che noi vogliamo porre in essere per lo sviluppo di questo territorio, e allora sicuramente per la formazione personale, per il partito a cui appartengo, che è fermamente convinto della tutela dell'ambiente, e allora dico, devo esprimere il giudizio, io sono contrario. Come partito siamo contrari. E vorrei concludere con un'ultima considerazione, ribadendo fermamente la mia contrarietà. Ma nel caso sciagurato che questo impianto venga realizzato, perché dobbiamo valutare anche la possibilità che venga realizzato, e allora questa amministrazione deve farsi carico degli interventi compensativi da chiedere a questa azienda. Uno, delle fiscalità di vantaggio che le nostre collettività devono avere dalla realizzazione di questo impianto. Due, dobbiamo noi considerare perché le pale eoliche, quando noi potremmo acquisire energia rinnovabile, energia pulita, utilizzando e non utilizzare i pannelli fotovoltaici, ma i pannelli fotovoltaici non su terra. Noi dobbiamo incentivare i pannelli fotovoltaici sul tetto, e realizzando questa produzione di energia pulita potremmo anche dire tranquillamente: non abbiamo bisogno dell'impianto offshore. Detto questo e rientrando nell'argomento dell'incontro, io gradirei che questa... Collega Farrugia. No, mi perdoni, lo dico a lei per dirlo a tutti i colleghi. Probabilmente gli interventi saranno parecchi. Se noi ci limitiamo a interventi di 10 minuti riusciamo a parlare. 30 secondi. Grazie. E io vado alla conclusione. Grazie. E concludo dicendo: non dobbiamo esprimerci su questo impianto sì o no favorevole, però oggi dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere, e rientro nell'argomento, lo stato dell'arte del ricorso che so essere stato presentato, e subito dopo intervenire e mettere in opera tutti quegli interventi finalizzati a non perdere il treno dei 120 giorni che ci vengono concessi per il ricorso straordinario alla Presidenza della Repubblica. Vi ringrazio. Grazie collega Farrugia. Gli ospiti li ho presentati, forse lei non era attento. Allora, evidentemente è stato poco attento, ma glielo posso ripetere io chi sono gli ospiti. Prego. Li ho menzionati tutti, dal Presidente della Regione Crocetta che è assente, gli onorevoli
deputati regionali della provincia di Caltanissetta che sono tutti assenti, oppure detto collega che è arrivata la nota dei colleghi degli onorevoli Federico e Arancio che sono impegnati a Caltanissetta alla riunione per le guardie venatori di vigilanza di competenza della provincia, ma cercheranno in tutti i modi di essere qui, mi hanno chiamato stamattina. Sono ancora invitati e presenti l'avvocato Polizzotto che è qui davanti a me, il signor Licata, rappresentante del comune di Licata, del comitato di Licata, stessa cosa il signor Sciclone di Butera, il comitato Nobeos, i signori Leopardi, La Spina, che sono qui presenti, e l'avvocato Puntarello, che però non vedevo nell'invito, però è il rappresentante legale del Nobeos. Allora, adesso c'era iscritto a parlare il collega Di Stefano. Collega, io mi scuso con lei per prima perché è stata una mia disattenzione, dovevo aprire i lavori, lei mi perdoni, in quanto prima firmatario. Prego collega. Non è un problema. Io, cari colleghi consiglieri, innanzitutto devo ringraziare la Presidenza che nell'arco di pochi giorni ha convocato questo Consiglio Comunale urgente e monotematico, tutto il Consiglio Comunale che è stato vicino alla lettera che è stata presentata, e alla Commissione Polizzotto che puntualmente è venuto oggi a relazionarci sullo stato di fatto di questo percorso che si è presentato, che si sta per presentare, e ovviamente alla presenza del comitato Nobeos. Vado subito al dunque. Perché abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale? Al momento non per dire sì o no, perché già dal 2009 la legge di amministrazione, che con una relazione di più di 12 pagine ha deliberato e spiegato le motivazioni del no al parco eolico. Tra l'altro qui c'è presente l'ex assessore Vella, che all'epoca dell'assessore ha votato questa delibera, assessore Angarra. Il Consiglio Comunale all'epoca aveva dato un parere negativo per quello che poteva essere ovviamente delle nostre competenze, così come l'amministrazione attuale e le amministrazioni già vicine. Quindi l'oggetto principale non è quello di dire oggi sì o no. Oggi c'è secondo me una cosa più importante da capire, perché ci sono tantissime date, tantissime richieste che sono dato a me personalmente come incarico fiduciario, che sono della città di Licata, 3 che sono state fatte dal comune di Gela, ce n'è uno della provincia di Caltanissetta a firma del commissario, e quindi finisco nel dire appunto l'introduzione di questo documento, sapere che cosa è successo praticamente dal 2006, che è la data della realizzazione del progetto da parte di questa società, e poi sapere anche che nella lettura degli atti c'è qualche cosa che non ho capito, che se è fin dal 2006 che la Mediterranea è stato il progetto sotto questo nome, o c'era un altro nome indicato. Quindi capire sono due cose separate, capire qual è l'iter praticamente che lei in qualità di avvocato ha percorso in questo periodo, e oggi soprattutto che cosa c'è, perché credo che forse l'unico che ha azzeccato l'incarico è il commissario della provincia, della provincia di Caltanissetta, dargli già l'ultimo ricorso al Lazio, perché chi emette il parere è il Ministero, e quindi la Sicilia non era forse
Grazie collega Di Stefano, quindi facciamo relazionare l'avvocato Polizzotto, dopodiché riprendiamo il dibattito. Prego avvocato, la facoltà di intervento. Saluto tutti, conosco tantissime persone qui, ci sono tanti amici, tanti anni e mi dispiace che anzi faccio un saluto ufficiale al Presidente, che so che ha avuto un piccolo problema di salute e quindi mi faceva piacere anche esprimere la mia vicinanza. E ricorso in realtà tramite soprattutto alla sollecitazione iniziale del Comune di Licata, che lo riconosce perché tutto il partito la Licata, e qui ci sono presenti alcuni con cui ci siamo relazionati, diciamo non quotidianamente ma ogni mese ci siamo sentiti. È un ricorso che abbiamo seguito fin da quando sono stati emanati i primi provvedimenti, cioè a fine dicembre 2012 e poi nel 2013 abbiamo iniziato l'iter dei ricorsi. Siamo stati sollecitati dai diversi comuni interessati, abbiamo interessato i 5 comuni che ricadevano nell'area e ci hanno dato mandato il comune di Licata, il comune di Gela, il comune di Palma di Montechiaro, la provincia di Caltanissetta. Il comune di Butera no. La provincia di Gento ha fatto un intervento ad adiuvandum nostro, quindi è intervenuta dopo, c'è il sindaco Zambuto, successivamente alla proposizione del ricorso ha conferito mandato per fare un intervento ad adiuvandum, cioè quindi a nostro favore. Diciamo che oggi i soggetti che hanno fatto sostanzialmente intervento in questo procedimento sono 4, quelli che ricorrenti iniziali, più la provincia di Caltanissetta con intervento ad adiuvandum. Nella prima fase, quindi tutti hanno fatto il primo ricorso. Quando abbiamo dovuto fare noi abbiamo fatto altri ben 2 ricorsi per motivi aggiunti, soltanto 2 comuni hanno confermato esplicitamente di voler andare avanti, cioè Gela e Licata. La provincia di Caltanissetta formalmente ha detto che non intendeva più proporre ricorso di Caltanissetta. Palma Montechiaro, abbiamo più volte sollecitato, non si è fatta sentire, rimangono sempre ricorrenti, stiamo attenti, però diciamo che formalmente chi è stato più attivo anche nelle fasi successive sono state Gela e Licata. Questo è lo stato, diciamo, dei soggetti interessati. Andiamo al ricorso. I ricorsi sono già 3, quindi i ricorsi è stata seguita tutta la procedura con tutti, non trascurando nessuno degli atti che di volta in volta è stato emanato. Quindi il primo atto, diciamo, lesivo, che è stata la prima valutazione di impatto ambientale rilasciata con decreto ministeriale, è nel dicembre 2012 ed è stata impugnata prontamente davanti al TAR. Perché abbiamo scelto il TAR Lazio, il TAR Palermo, non il TAR Lazio? In realtà ci siamo su questo, è stato oggetto di valutazione specifica, perché in base a un indirizzo ormai del TAR Lazio, secondo cui dice il TAR competente è quello che ricava gli effetti dell'atto, abbiamo optato per il TAR Palermo, non per l'organo che emette l'atto. Ci sono delle recenti ordinanze del TAR Lazio che dicono, insomma del 2013, che dicono che la competenza del TAR si ha nella misura in cui dove ricadono gli effetti dell'atto. Siccome ricadono nel territorio di Gela, che rientra nel TAR di Palermo, quindi abbiamo optato per TAR Palermo. Quindi questa è stata la scelta, né la questione di competenza è mai stata sollevata, quindi ormai è superata, cioè dei termini entro cui va sollevata. Detto questo, dicevo, il ricorso si articola in 3 fasi sostanzialmente. La prima fase vediamo il primo decreto del 2012, dopodiché nelle more di questo decreto sono state presentate delle varianti. Sulla base delle varianti è stata emessa l'autorizzazione unica cosiddetta subordinata, però, che è un'aberrazione giuridica, infatti loro l'abbiamo contestato ed è uno dei motivi forti del ricorso. Cioè loro dicono che rilasciamo l'autorizzazione ma è subordinata alla pronuncia del via VAS da fare, quindi era come un atto subordinato, è impossibile, quindi condizionato, per cui abbiamo impugnato questa autorizzazione unica che è in metà del 2013, dopodiché si è avviato il processo di valutazione ambientale. Stranamente però, probabilmente tenendo conto anche di molti rilievi
il Ministero nella commissione di valutazione di impatto ambientale cosa fa? A un certo punto dice in realtà queste varianti non sono soggette a valutazione di impatto ambientale, una cosa assolutamente folle, cioè, ed è uno dei motivi che poi abbiamo fatto evidenziare nell'ultimo ricorso che abbiamo fatto a fine marzo 2014. Già depositato il ricorso e l'udienza di Camera cautelare e Camera di Consiglio è fissata il 24 di aprile. Quindi il 24 di aprile è già fissata la Camera di Consiglio al TAR Palermo. Tutti gli enti che si sono pronunciati, voglio che risponda al consigliere che poco fa ha parlato, in realtà tutti gli enti coinvolti, tranne il Ministero, hanno dato parere negativo. Quindi in realtà ci sono numerosissimi pareri, tutti di tutti i comuni interessati, di tutti i soggetti interessati, compresa la regione, compresa anche il comune di Butera, hanno dato tutti i pareri negativi. Quindi poi Butera dalla prima fase, nella seconda fase, poi Butera si stavo precisando, nella seconda, quindi inizialmente tutti danno parere negativo, nella seconda fase soltanto il comune di Butera interviene in modo positivo. Questa è la situazione. Poi tutti sono negativi e continuano a essere ancora oggi negativi. E questi sono pareri, diciamo, valutazione degli enti, perché il parere questa qua. Ma non è che ci sono, non è che il parere di Butera poi è vincolante, come tutti i pareri nostri, politicamente. Non lo so, non ho idea. Chiedete al sindaco. Colleghi, per favore, colleghi, facciamo finire l'intervento. Io poi ho fatto delle domande che allora, detto questo, noi dobbiamo andare al cuore del problema. Quindi noi abbiamo un'udienza fissata il giorno 24. Le associazioni ambientaliste, io ho ricevuto il collega, è venuto con la collega, che ho fornito anche gli atti, vorrebbero intervenire o fare addirittura un ricorso autonomo, perché ancora ci sono i tempi per fare un ricorso autonomo. Abbiamo cercato di individuare, oltre ai profili formali che sono oggetto di questo ricorso e di contraddittorietà rispetto ai pareri, abbiamo cercato di individuare ulteriori profili che di natura strettamente squisitamente ambientale. In questa zona è notorio che ci sono numerosissimi reperti archeologici, potrebbe essere questo un elemento in più che potremmo giocarci anche a costo di fare spostare di qualche giorno l'udienza, però potrebbe essere un elemento molto importante questo, perché anche addirittura decisivo che ci interessa ai fini dell'accoglimento della sospensiva, perché potrebbe giustificare il blocco nelle ore verificare se ci sono effettivamente reperti che possiamo dire. Io non lo sapevo onestamente, né dagli altri, devo dire, emergeva questo dato in maniera forse qualche volta abbassata, però diciamo che ora loro hanno levato questa questione, potrebbe essere, ritengo che sia invece molto interessante, perché se ricordate non mi ricordo anche sul Trapani, quindi si bloccò allora una procedura analoga, se non ricordo male, proprio su queste basi delle reperti archeologici, quindi potrebbe essere molto interessante introdurre questo elemento, fermo restando che tutti gli altri profili già sono stati evidenziati. Quindi questo diciamo che è in atto è lo stato della questione. Non ritengo che sia necessario fare nessun ricorso straordinario, perché già i ricorsi sono stati tutti fatti, devo dire, non c'è motivo, tra l'altro sarebbe un nebbissinita, quindi non si può proporre la stessa questione davanti ad altri giudici che sono alternativi, quindi diciamo che i ricorsi già sono ben incardinati e sono tutti già avviati. Se le associazioni vogliono fare un ricorso autonomo, ben venga a supporto, diciamo, del ricorso degli enti, potrebbe andare anche bene. Avevo pensato con l'intervento del Giovanni, probabilmente il ricorso autonomo è ancora più forte. Queste però sono valutazioni giuridiche che si devono poi fare insieme eventualmente. Comunque ritengo che in atto tutto quello che si doveva fare dal punto di vista squisitamente giuridico è stato fatto, quindi non è stato assolutamente perso tempo su questo, anzi è stato seguita tutta la procedura e c'è stato l'interessamento, devo dirlo, sia del sindaco di Gela che sia del sindaco di Cala. Ancora oggi, quindi c'è ancora oggi un interesse fortissimo in tutte e due le amministrazioni. Questo è in atto lo Stato. Poi se vogliamo entrare nel ricorso, nei motivi, poi vi lascio gli altri, che sono 10 motivi, sono motivi tutti tecnici, particolari, quindi poi vi lascio gli altri per leggere, mi sembra anche riduttivo oggi in questo momento leggere. Però sotto questo profilo ritengo che il giorno 24 ci giochiamo la sospensiva. Se riusciamo a supportarlo con ulteriori elementi, quali quelli che vi ho detto,
dal Ministero, cioè non è che qui gli enti nostri eccetera a un certo punto, cioè devo dire tutta la competenza è esclusiva del Ministero, tant'è che ha fatto tutto gli altri sono tutti del Ministero. Grazie. Colleghi, continuiamo con gli interventi. Collega Di Stefano, lei voleva... Poi lei solo precisazione. Va bene, prego collega. Sì, grazie signor Presidente. La precisazione, diciamo per capire, volevamo, caro avvocato, sapere da lei, ora diciamo, lei ci ha detto che ci darà magari una copia del ricorso che è stato presentato alla TAR, diciamo i tre ricorsi che avevano così presentati al TAR. Noi come consiglio comunale non abbiamo ricevuto nulla, magari ce l'avrà l'ufficio legale, sicuramente questo diciamo senza avremo modo, però diciamo un progetto anche dell'incontro di oggi pubblico dove generalmente si sente la cittadinanza era capire se c'era un fondamento, una base solida su cui si sta per questa organizzazione. E poi di questi c'è stato il primo ricorso che gli altri due non include le varianti che sono state presentate, ma di questi ancora Centrale non si è mai espresso, cioè l'udienza è sempre unica per tutti i 24 giorni ed è tutto da Palermo. E per quanto riguarda l'incarico da lei ricevuto dalla provincia per il Lazio, è stato presentato qualche cosa? Questa delega è stata modificata? Noi con un accordo abbiamo optato di comunicare l'accordo con la provincia di proporlo al TAR di Palermo per le cose che ho detto prima. Perché diciamo secondo l'esperienza si può fare a Palermo perché i ricarichi sono stati la realtà del progetto. C'erano state qualche mese prima, due l'avevo subite io, per cui dico, c'erano dei precedenti che avevo subito io, dei ricorsi proposti al Tarlazio in cui il Tarlazio si era spogliato della competenza dicendo che oggi la competenza è data alla luce della modifica del processo amministrativo ricadrebbe in relazione a dove davano gli effetti dell'atto. Questo personalmente mi tranquillizza perché lei nel mondo dell'amministrazione sta percorrendo Poi mi dovete tranquillizzare sulla competenza, perché la competenza si radica dove si propone, a meno che non viene sollevata la questione. Se viene sollevata, poi si decide dove andare. Siccome non viene sollevata, si radica la TAR dove è stato proposto. Ovviamente non sto parlando di una cosa, quindi sto precisando. Ho subito per una cosa mia personale questa non competenza per il TAR Palermo per il TAR Lazio, questo faccio questa domanda. Però a prescindere da questo, vediamo anche gli altri interventi, poi la conclusione, vediamo un po' quello che c'è a parlare di più, magari suggerimenti che possono. Grazie. Grazie collega. Allora colleghi, piuttosto che fare da adesso in poi un rapporto 1 a 1 con domanda-risposta, dopo 4-5 interventi dei colleghi e di qualche ospite, se emergono delle domande da fare all'avvocato, li facciamo un po' alla volta. Io chiederei cortesemente ai colleghi e agli ospiti di stringere un pochettino quei tempi, perché altrimenti oggi non ce ne siamo più. Aveva chiesto di intervenire il signor Salvatore Licata del Comitato Nopeos di Licata. Prego signor Licata, a facoltà di intervenire. Intanto corre l'obbligo di ringraziare il Presidente per avermi dato la parola e intanto per l'invito che mi è stato rivolto di sentire la mia voce in questo civico consesso a proposito dei parchi eolici offshore. Io mi chiamo Salvatore Licata, oggi parlo come rappresentante del Comitato di Licata Nopeos che si è costituito nel
perché la materia è abbastanza complessa e articolata. Noi abbiamo una frequentazione con l'avvocato Polizzotto dall'autunno del 2012 sicuramente pubblica. Perché? Perché adesso ci arriviamo. Diciamo che i parchi eolici offshore predicati di essere realizzati con velocità diverse sono tre. Il primo, di 38 pali, viene presentato nella primavera del 2008 e in origine diciamo, era di oltre 100 pali, 130 pali, 130 pali. Dietro suggerimenti presunti da parte ministeriale, questi 130 pali diventano 38 pali e tali sono rimasti e lo sono tuttora. Questo primo parco diciamo, percorre tutto l'iter procedurale. L'iter procedurale che dobbiamo precisare per conoscenza di chi sta sentendo parlare per la prima volta dei parchi eolici, viene trasferita la competenza decisionale dalle regioni al Ministero Territorio Ambiente nel luglio del 2009. Quindi chi aveva presentato nel capoluogo di regione la richiesta di realizzazione dei parchi, dopodiché l'ha dovuta trasferire al Ministero. Quindi gli altri due parchi, quello di Moncada Venere di 115 pali e l'altro di energia rinnovabile SRL di 156 pali, che parte da Licata e arriva fino quasi davanti alla Valle dei Templi, sono ancora giacenti presso la Regione Sicilia. Insomma, stanno aspettando, secondo me, per vedere che fine fa questo procedimento. Il comune di Gela, Putere e Licata, perché partono prima? Perché il primo e il secondo passo, insistendo come bagnasciuga su questi territori, a questi territori viene richiesta il parere e quindi sono i primi che si muovono. Allora il comitato comincia a spingere in termini di amministrazione comunale, alligato il 1° settembre del 2008, delibera di giunta, questi pali non si devono fare. Dopodiché interviene il Consiglio Comunale che fa la stessa cosa e via via. Negli anni del tempo hanno fatto tutti la stessa cosa tra Licata, Butera, Gela, Palma di Montechiaro e Agrigento. Palma di Montechiaro e Agrigento, quando è nato il terzo parco. Il terzo parco, la richiesta di concessione demaniale, nasce nel novembre del 2009. A luglio le competenze erano state spostate a livello ministeriale. Eravamo un po' sparpagliati. Nel mese di aprile del 2009, sollecitando gli amici di Gela, soprattutto quelli di Licata, eccetera, si formalizza e si concretizza un consiglio comunale congiunto al Licata per combattere questi parchi eolici. E però eravamo ancora sparpagliati. Nasce l'esigenza di una regia unica, quindi muoviamoci, ma muoviamoci come fossimo una cosa soltanto. Nel mese di agosto del 2010, nel Palazzo di Città, Piazza Pirandello di Agrigento, si formalizza e si costituisce un coordinamento formato da 5 comuni anzidetti, da Gela e da Agrigento, più le 2 province regionali, Agrigento e Caltanissetta, che chiedono al Comitato di Licata di entrare a far parte di questo coordinamento in forma gratuita, spontanea, eccetera, per contribuire a combattere il fenomeno. 10 agosto del 2015. Nel frattempo le cose continuano ad andare avanti. Diciamo che era presente un no palese da parte della soprintendenza ai beni
giurisprudenziale che quando due ministeri entrano in conflitto tra di loro e hanno pareri diversi, la decisione ultima finale spetta al Consiglio dei Ministri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in data 30 aprile del 2012 il Presidente del Consiglio Mario Monti, rammento a me stesso che il Ministro alle Infrastrutture, guarda caso, era Corrado Passera, viene dato il parere positivo, di conseguenza gli atti vengono rimandati di nuovo al Ministero Territorio e Ambiente che, come diceva bene l'avvocato Polizzotti, nel mese di settembre del 2012 emette la via positiva favorevole sulla Osta per a che si mangiano questi spazi oggi. Nel mese di ottobre-novembre del 2012 veniamo a Palermo, portiamo una carriera di documentazione sia sull'aspetto paesaggistico, sia sull'aspetto archeologico, sia sull'aspetto turistico dei pernottamenti. Tutta la documentazione che dopo l'abbiamo prodotta, diciamo, per dar modo allo studio legale di predisporre ricorso che è partito regolarmente subito dopo, quindi nei termini, subito dopo le festività natalizie del 2012 che è diventata 2013, quindi poco prima della metà di gennaio del 2013 parte questo primo ricorso. Si continua, nel frattempo l'iter procede, continuano le conferenze dei servizi, a questo punto stranamente si capisce perché nelle conferenze dei servizi venga semplicemente invitato il sindaco di Butera e la provincia di Butera, quasi come se il golfo la provincia di Catanzaro, quasi come se il golfo di Gela nella sua interezza fosse di appannaggio solo di Butera, come se Gela, il golfo si chiama di Gela, ma Gela non c'entra, Licata non c'entra nessuno. Nel mese di settembre del 2013, come da iter procedurale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti produce l'autorizzazione ultima finale per la realizzazione di questo parco eolico. Immediatamente il Consiglio Polizzotto impugna anche questo atto e produce ricorso sempre nei confronti del TAR. Precedentemente, nel mese di luglio-agosto, l'AMA International Diritto di Shore aveva prodotto un progetto invariante al progetto originario che conteneva 4 punti: un incremento del diametro del riparo, un ampliamento dell'area dove doveva nascere la sottostazione elettrica a Fesosino, una variazione del percorso dei cavi interrati prima che si vanno ad attestare nella rete eterna e un allungamento del percorso. Per fare una sottolineatura, questa variazione del percorso, guarda caso, quindi sospetto, faccio un peccato di pensiero perché me lo sto confessando, evidentemente c'è qualcuno che sta guidando per mano, perché il percorso era all'interno della zona SIC e ZPS di Manfia. Con questa variante sono usciti fuori uno dei motivi che erano di impugnativa viene a cadere perché richiedono la non assoggettabilità alla via, che consente loro di correre speditamente verso la realizzazione, e il Ministero a fine gennaio del 2014 va a concedere. Lo studio Polizzotti, debitamente informato, pronto, sollecito, eccetera, impugna anche quest'altro atto, per cui a livello di puntualità, di precisione, eccetera, fino a questo momento, se ce la vogliono fare ce la fanno, non è certo la puntualità che è venuta a mancare. E quindi a questo punto, contemporaneamente a questa impugnativa, lo studio legale produce una richiesta di sospensiva. La richiesta di sospensiva richiama la necessità di una udienza da parte del cartello di Palermo che è avvenuta il 24 via. Io una piccola nota a supporto. C'è l'articolo 40 del testo unico sull'ambiente 152 del 2006 che sostiene il legislatore si è posto così il problema: se
In origine questo progetto è stato presentato nel 2008, siamo nel 2014 e ancora sa da fare sì, sa da fare no, eccetera. Si è posto un problema che è quello che se nel frattempo ci sono variazioni rispetto allo studio di incidenza ambientale che la ditta costruttrice aveva presentato, quindi vi rammento le date, la ditta costruttrice ha presentato il progetto con una relazione non tecnica nella primavera, marzo-aprile del 2008, lo studio quantomeno era del 2007 e 2006. Allora l'articolo 40, testo unico 152 dice che se quel progetto entro i 3 anni dalla concessione della via non viene realizzato almeno al 20% della sua totalità, bisogna ricominciare tutto da capo, riprodurre un nuovo studio di incidenza ambientale, riprodurre tutto quanto, eccetera. Quindi è il Ministero che il parere originariamente l'aveva dato nel settembre del 2009, conceda la via nel settembre del 2012, già nei fatti viene inficiato, secondo me, lo spirito dell'articolo 40. Mi scusi, signor Licata, se può, diciamo così, sintetizzare l'intervento, perché così ci dilunghiamo troppo. Io posso anche sedere. Quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali eventualmente chiedere di ricominciare tutto da capo, perché rimane l'obbligo che dal settembre del 2012, se entro 3 anni non hanno fatto almeno il 20%, devono ricominciare tutto da capo. Quindi se riusciamo a farli andare oltre 3 anni, questo è un gioco al nostro favore. Grazie. Grazie, molto gentile. Consigliere Vella, e dopo facciamo un consigliere comunale, se ci sono degli ospiti facciamo un consigliere comunale e poi un ospite. Però consigliere Vella dopo 10 km. Presidente, signori consiglieri, ospiti presenti. Io intervengo proprio perché questa problematica concitava il commissario del Consiglio Comunale straordinario con questo importantissimo argomento. Io credo che anche il Presidente che è preceduto, diciamo che mette un'attenzione particolare per il nostro territorio, per i piani, per le iniziative che via negli anni sono stati proposti, sono stati realizzati. È una contraddizione che viene sul lavoro. Noi siamo stati subito espresso negativamente, perché la procura della Sabini per l'intero proprio perché lo sviluppo di questa della costa che parte da Gela e finisce a Licata c'era di movimento di investimenti sul turismo. Ora la proposta di questi più impianti bene si è limitata a specificare, perché solo che a seguito all'inizio del procedimento aveva fornito questo poi piani tra di loro e poi uno si è fermato. Proprio la delibera del 2009 nasce proprio perché nel frattempo il legislatore ha cambiato la competenza dalla regione siciliana è passata al Ministero e in quella fase noi abbiamo posto una serie di problemi perché abbiamo incontrato i conoscitori della proposta e c'è pure un parere negativo della Commissione Ambiente del Comune, anche se consultivo, con una serie di punti che hanno. E sarebbe bene che anche questo il padre della Commissione Ambiente del Comune di Gela fosse messo anche agli atti. Io capisco che il ricorso è anche segreto, perché se poi il ricorso facciamo sapere a tutti, gli altri avvocati dalla controparte magari prenderanno. Io credo che il comitato, l'avvocato che difende queste amministrazioni debbano incontrarsi per preparare anche una strategia anche perché io non conosco il ricorso, però credo che sia molto carente e la proposta che io faccio è di verificare se la relazione che all'interno di questa delibera sia di aiuto per le strategie. Io non so, non conosco il ricorso, non conosco il ricorso, però i contenuti del ricorso
questo territorio. E andiamo ai pareri che le amministrazioni nel suo tempo hanno dato. Tutto. In realtà la relazione di Gela costituisce uno dei fondamenti del ricorso ed è riportata espressamente e testualmente nel ricorso ed è prodotta. Io non conosco il ricorso per appellare, però credo che ci sono diverse opportunità. Sì, però prima di avventurarti a dire che il ricorso è canale finito a leggere. Così è detto. Io ho detto non conosco il ricorso. Ripeto, io non conosco il ricorso, è giusto che non lo ripeto, è giusto che non conosco il ricorso perché sennò la controparte potrebbe anche di 30 secondi. Perciò nella formulazione del ricorso propongo che ci sia, se è opportuno, la presenza della relazione, se ci sono elementi validi che possono essere inseriti nel ricorso, e questo sono detto, carattere discusso, non l'ho detto. Allora dico, non conosco le carte che abbiamo prodotto, perciò e vado alle convocazioni del Ministero. Il Ministero convoca i territori perché ormai con la programmazione europea non è più prego, consigliere. e andiamo a fare tutto. Se oggi siamo riuniti qua è perché ancora queste due società hanno la possibilità di poter proporre vita a questo progetto, questa iniziativa, perché il 7 luglio 2013 il comune di Matera si è espresso favorevolmente alla costruzione di questi piani. Perché il Ministero perché ormai siccome l'investistica di questo tipo è di competenza nazionale, il Ministero vuole sentire il territorio per vedere se la proposta che fa in maniera corretta una società, per vedere se poi va a passare con interessi o per lo sviluppo di quel territorio. Chi meglio di Cusitero che rappresenta il territorio può esprimere un parere favorevole o meno rispetto al piano. Quando pure il loro governo sono attenti alla difesa del territorio, quando la politica è assente. E se rivolgi qua perché? Perché noi abbiamo un parere. Io per esempio, visto la presenza della stazione di Matera, chiederei qual è stata l'idea del parere favorevole al Ministero del 7 luglio del comune di Matera. Perché? Perché ricordo a me stesso che il comune di Matera in questi anni ha investito sul turismo. Ora, chi fa l'amministratore in questo tempo, come l'ho fatto io dal 2004 al 2009, abbiamo ricevuto le relazioni di queste società. Nelle relazioni di queste società, oltre agli acquari che presentavano, perché quando noi mettiamo la palla, poi ci vanno i pesci, possiamo fare le ragoste, ci può essere il pescatore che accompagna i bambini a vedere la farcina. La verità è che queste palle dichiareranno l'interdizione alla navigazione nel giro di 400 metri dalla posizione di queste strutture stesse. Poi, nel ricorso che io ancora non ho detto che Carevo, c'è scritto che esiste il prototipico, c'è scritto che esiste, non lo so, io non lo so, non sono venuto a saperlo, c'è scritto che c'è il prototipico, c'è scritto che è un territorio che è di interesse nazionale proprio per gli inquinamenti di questi anni, c'è scritto che c'è petizione alla navigazione, c'è scritto che noi per il Porto Isola vi spendiamo un mare di milioni di euro per fare navigare le filiere, per darci il petrolio e per far lavorare i cittadini. Perciò le navi
e giustamente si deve andare il pittore a toglierci la luce e fare l'attività immobiliare. Di questo si tratta, poi non sono come dare il corso. Dopodiché io credo che intanto è importante sapere qual è stato lo spirito del referendum, perché Matera ha investito sul turismo. Sappiamo benissimo che quella cosa abbiamo un sacco di villaggi turistici. Non si capisce come se normalmente facciamo, se abbiamo fare il porto turistico, vuole venire e rimuovere un quadro, non può dare anche il sentimento di navigazione. Perciò dovremmo andarci portando con qualche zattera. Perciò le contraddizioni che ci sono forti, e se siamo qui è perché c'è un vero valore di tutto il territorio che vuole fortemente questo piano. Ora, desideriamo questa scelta. Io invito l'assessore Ventura che segue questo di ricorso ad andarsi a far proprio la relazione che ha presentato la società, perché nella relazione della società ci sono una serie di inesattezze per noi, di cose esatte per loro, perché giustamente loro e perciò credo che vada valutata la serie di cose. Abbiamo citato le ripetenti, abbiamo il corridoio ecologico, non abbiamo valutato secondo l'articolo 40-152 se nel frattempo con le reazioni delle cose che sono passate 6 anni i 2 miglia e mezzo sono diventati un miglio, perché può essere che andando a costruire può essere che la palla ci arriva sulla spiaggia o sulla paglia asciutta, perché tutte queste cose vanno valutare. Io conosco molte persone che sono capaci di tenere sotto situazioni queste problematiche e seguiamo tutte insieme, perché queste condizioni ambientali queste cose che si gira l'avvocato sono l'avvocato, posso difendere le carte che vengono date se l'avvocato non sono comunità la relazione non già non mi interessa quello che ha, a me interessa che difendi il territorio, poi altre cose non me ne frega niente, a me non interessa che la casa che perché faccio il consiglio comunale perché non faccio la necessità. Dopodiché perciò ricaduta occupazionale zero e investimenti zero, le compensazioni, questo l'avevo già, perché le compensazioni ci stanno ritagliate sicuri immediatamente fiscali per fare a terra e noi non abbiamo un numero di compensazione, perché ricordo a me stesso che questo consiglio comunale per ogni iniziativa imprenditoriale di un povero cittadino ungherese non sappiamo cosa chiedere per fare le opere di compensazione, e qua arriva una società a non dico saccheggiare ma commercialmente fare i loro interessi, però la ricaduta su questo territorio è zero. Perciò quando possiamo vantarci che ci sarà una ricaduta occupazionale di 2000 posti di lavoro? 4. Basta leggersi le relazioni di questi sono 4. Perciò io è questo l'invito che io faccio a chi si sta occupando attualmente di questa problematica e di tenere sulla situazione. Dopodiché propongo, caro Presidente, di fare una commissione con la presenza di tutti, proprio per andare a valutare il ricorso finale, e credo che ci vogliono anche per una missione metodologica dei professionisti che mantengano il riservo del ricorso. Non deve capitare che noi prepariamo un ricorso e poi magari la società c'ha la copia del ricorso sulla votazione. Perciò la riservatezza di questo, la proposta è una commissione che valuti poi il contenuto del ricorso. Dopodiché, chiedo a lei di sentire subito il potere di idea per capire qual è stata l'idea quando era il Ministero dell'Ambiente, visto anche le contraddizioni di investimenti di sviluppo economico che ci sono in quel territorio. Grazie. Grazie consigliere Vella. Scicchilone, prego. Consigliere Ruiz, poi interventi glielo chiederemo. Prego, Scicchilone.
Scusa, facciamo intervenire un attimo, 20 secondi per le questioni tecniche. Io sono Silvio Scighilone, rappresentante del Comitato Noveus, così per scontrare il campo sulla mia partecipazione al lo ero nella precedente giunta, non di meno cercherò nei limiti del possibile, di quello che conosco, di dare delle risposte sul comportamento del Comune di Fucena. Ringraziamenti doverosi ai consiglieri comunali che si sono fatti carico della richiesta di convocazione di questo Consiglio Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale che l'ha subito accolta. In via preliminare io vi ringrazio per la disponibilità che ho oggi a parlare in questo Consiglio Comunale prestigioso come quello di Gela, però onestamente devo constatare senza che nessuno me ne voglia, una poca consapevolezza di questa problematica. Non lo dico solo per i consiglieri comunali presenti, che anzi ringrazio. Posso dare il tipo? Sì. Scusate, io registro. No, sul linguaggio vostro non mi permetto, non mi permetto di sindacare. Sto dicendo sulle numerose assenze. No, non sto parlando di quello sto parlando delle assenze, non solo dei consiglieri comunali, ma soprattutto io ribadito, per carità, per i suoi impegni, anche c'è la presenza della Sottoprefettura, sicuramente prestigiosa, ma anche il sindaco, vista l'importanza dell'argomento, e purtroppo registro anche la mancanza di tutti i deputati del territorio. Scusi, per precisazione, forse non è la presentazione. Sì, so che sono per il Venezia, lo so, a Cartanissette per una importante riunione. Ma io dico, la registro. Detto questo, sul problema della consapevolezza, noi oggi forse non siamo stati ancora molto chiari, l'esposizione dell'autorità ha fatto il riassunto della situazione. Noi oggi siamo in una condizione che questo parco eolico è di imminente realizzazione, perché al TAR non è stata chiesta una sospensiva, per cui teoricamente anche prima dell'udienza questa società potrebbe già andare a realizzare, per cui è necessaria un'azione forte non solo è stata sospensiva. È stata chiesta, allora faccio ammenda, ritiro questo. Con l'autorizzazione non è operativa. Oggi l'autorizzazione è operativa, quindi questi in teoria domani mattina possono cominciare, e allora noi abbiamo chiesto la sospensiva. Sulla società io non mi dilungo anche per attenermi ai tempi che ha dato il Presidente. La società, è giusto ricordarci che la società Mediterranea fa parte di una società meccanica, dove il capitale di maggioranza è detenuto dall'Intesa San Paolo, società che non ha mai realizzato impianti eolici né a terra né sul mare, ma si occupa di smaltimento di rifiuti e altre problematiche similari. Quindi stiamo parlando di questo me ne assumo tutte le responsabilità, di un investimento esclusivamente speculativo, dove non c'è nemmeno una garanzia che la società andrà a gestire questo impianto, perché dietro il consigliere Farrugia chiedeva dei guadagni di questa società, gli interessi sono tantissimi, prima erano i certificati verdi, oggi oltre ai certificati verdi abbiamo i cosiddetti parametri del 2020, per cui le emissioni, quelli che producono emissioni cattive, vanno ad acquistare da queste società che producono da
Quindi stiamo parlando di affari importantissimi dove si ipotizza che questa società possa rientrare nel capitale investito nel giro di 4-5 anni, che è un investimento a dir poco redditizio. Su Butera cerco di rispondere. Il consigliere Vetta diceva perché erano state invitate l'amministrazione Butera. L'amministrazione Butera purtroppo non viene invitata per esprimere un parere sulla progettualità, assolutamente no, perché il principio di sussidiarietà è stato calpestato dalla parte del Ministero, che non ha mai tenuto conto, non ha mai voluto sapere i pareri del territorio. Butera viene invitata solamente sotto il profilo urbanistico, tant'è che oggi la posizione politica ufficiale, e questa mi dispiace che il sindaco o un suo rappresentante oggi non sia presente, la posizione politica di Butera è uguale agli altri comuni, l'avvocato Mazzotto per non dare conferma, dove esiste una delibera di consiglio comunale negativa e dove esiste una delibera di giunta negativa sia a questi impianti offshore sia all'altro impianto dell'ENA. I passaggi del sindaco di Butera sono invece diversi. Il sindaco di Butera, cioè o meglio, il comune di Butera, è meglio generalizzare la cosa, nel 2007 viene invitato dalla Capitaneria di Porto in rappresentanza del Ministero ad esprimere un parere sotto il profilo urbanistico. Il comune di Butera, in maniera molto superficiale, esprime e dà questo nulla osta senza fare nessuna indagine. Io nella qualità di assessore all'epoca, nel 2010, chiedo all'ufficio che aveva rilasciato questo parere urbanistico se intendeva riproporlo in maniera positiva, e l'ufficio invece dice no, alla luce anche che insiste su quell'area il nuovo vincolo di tutela paesaggistica, l'ufficio dà parere negativo. Attraverso il coordinamento lo trasmettiamo al Ministero e alla Presidenza del Consiglio, tant'è che in questa non assoggettabilità della variante il Ministero si preoccupa di chiedere nuovamente il parere all'ufficio del Comune di Butera, e il Comune di Butera, quello che citava il consigliere Farrugia, nel luglio del 2013 stranamente esprime di nuovo parere favorevole sotto il profilo urbanistico. Questi sono i passaggi ambigui del Comune di Butera. Per quanto riguarda il sindaco, il passaggio anomalo è che il sindaco partecipa a 2 conferenze dei servizi del Ministero delle Infrastrutture, non del Ministero dell'Ambiente, dove il Comune di Butera è competente per le opere a terra, e anziché il sindaco, come da mandato del Consiglio Comunale, dalla Giunta, a ribadire il proprio no, il sindaco si limita a stare in silenzio, e sappiamo che il silenzio in conferenza dei servizi, ricordo a me stesso, equivale all'assenso. Tant'è che dopo questa conferenza, no, l'abbiamo fatta qui alla Giunta, no, pure Giunta, c'è Giunta e Consiglio, no, c'è Giunta e Consiglio. Dopo questa conferenza dei servizi, il Ministero delle Infrastrutture deposita, anzi la società deposita presso l'albo pretore del Comune di Butera già le particelle d'esproprio che poi verranno modificate, saranno modificate, voglio dire, successivamente in base a questa modifica che ha proposto la società. Quindi la posizione del Comune di Butera, abbiamo una posizione ufficiale negativa, una posizione pratica, concreta da parte dell'ufficio competente, che di fatto rilascia un parere positivo, e che il sindaco partecipa senza tenere conto dei pareri e partecipa in conferenza dei servizi sostanzialmente dando un parere favorevole. Butera, scusi, politicamente questo lo dobbiamo chiedere al sindaco, che di fatto continua a non presentarsi alle riunioni. Di fatto l'ultimo atto ufficiale del Consiglio Comunale è un atto dell'anno scorso dove ribadisce il no a questa realizzazione. Il sindaco, nel partecipare alla conferenza dei servizi del Ministero delle Infrastrutture, ribadisco, non ha tenuto conto di questi pareri, andando ad esprimere di fatto un parere positivo. Questa è la cosa. Grazie. Grazie signor Scichidone. Collega, per piacere. No. C'è qualcuno prima di lei?
C'è l'assessore Venduto e c'è il consigliere Senagusa. Ha chiesto di intervenire il consigliere Senagusa nel facoltà. Grazie Presidente. Devo essere molto franco perché il tema importante è importantissimo. Ho molte difficoltà a percepire un atteggiamento che il territorio alcune volte ha nel volere sovraesporre le istituzioni rispetto a dei temi che alcune volte non comportano e non sono inerenti proprio al mandato che le istituzioni hanno. È giusto che il Comune di Gela insieme ad altri sia allora lo ha ritenuto politicamente percorribile, corretto, si sia rivolto ad un legale per opporsi alla costruzione del parco eolico di fronte al Comune di Gela. Qui c'è una costruzione perché l'attore principe è il Comune di Gela. Il Comune di Gela è chiamato in causa perché le pale eoliche sono anche e danno anche prospettiva al territorio gelese, ma non sono le acque costanti del territorio gelese. E questa è la prima cosa che a me sempre mi ha un pochettino colpito di questa vicenda. E quindi è giusto che come comune ci rivolgiamo, è giusto che ci rivolgiamo all'avvocato. Però, perché mi pare questo sia il vero tema di questa convocazione del Consiglio Comunale, io lo devo conoscere bene, e mi pare che il Consiglio Comunale viene convocato perché si vuole capire qual è il lavoro fatto da legare del Comune. Ma non è che questo Consiglio Comunale è stato chiamato perché si vuole applicare il ruolo che qualcuno glielo lascia fare, che nessuno lascia fare il ruolo in genere, perché non l'ha mai avuto e non lo può mai avere questa esperienza, se non di carattere politico, non di carattere politico. Perché la cosa che io non riesco è ancora non capire, questa è una vicenda politica, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico non fanno parte del governo maltese o del governo tedesco, fanno parte, mi pare, del governo italiano. E mi pare che questo territorio fa parte del governo italiano, quindi va da sé che se c'è una scelta politica così importante, da qualcuno questa scelta politica è stata voluta, è stata chiesta da qualcuno e voluta da qualche altro. E questo è il primo elemento che io non riesco. Seconda cosa, quindi noi come Comune di Gela abbiamo praticamente ci siamo rivolti ad un legale per contestare degli atti amministrativi. Bene, il consigliere Lello lo faceva rilevare, io devo dire dove il giorno il consigliere Lello lo ascoltava molto attentamente, faceva rilevare, faceva degli appunti e alla fine faceva una proposta che io condivido perfettamente, cioè quella di votare, anche per dare senso al consiglio comunale, una commissione che sia di aiuto al lavoro che così brillantemente sta facendo il nostro legale per difendere l'interesse del territorio. Mi pare che sia questo lo scopo di questa tua proposta, consigliere. E io sono chiaro, preliminarmente che sono d'accordo. Cioè, in questa commissione io inviterei anche i comitati sfondati in questi giorni sfondati per vedere, per poter lavorare assieme. Terza cosa. È chiaro che non voglio neanche entrare nel merito della questione, ci voglio entrare nel dettaglio. Io credo che non ci sia nessuno, né a Licata, né a Parigi, né a Mondo, che sia favorevole a mettere una pala eolica nell'inizio della cosa. Cioè, mi pare che sia così scontato l'argomento, ma non perché io sia contrario all'eolico, perché io non faccio la vista del primo pelo, né tantomeno amo da svilupparmi ogni tanto, cambio la linea, no, assolutamente. Sono d'accordissimo per fare i parchi eolici, perché pur in qualche parte dobbiamo produrre energia elettrica, perché l'energia elettrica la dobbiamo produrre, a meno che non pensiamo che la dobbiamo comprare. E allora, se la dobbiamo comprare, diciamo, in Italia l'energia elettrica la dobbiamo comprare, la facciamo produrre a
Paglioli, che diciamo non lo capisco perché così è stato esitato dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, altrettanto della risposta. Secondo me il punto di caduta di tutto questo ragionamento è fa capire perché è stato fatto così vicino, per un problema di fondate, se c'era un problema di fondate non lo si faceva perché è chiaro che disturba una comunità, è chiaro che disturba una comunità che ha interessi probabilmente differenti rispetto agli interessi che ha una società che vuole produrre energia elettrica legittimamente, voglio dire, io non voglio entrare neanche nel merito che questa fa business, è normale che un'azienda che fa business. La cosa anormale è che un atto politico così importante per questo territorio lo si vuole trasformare in un atto amministrativo. Io contesto proprio il nodo del ragionamento, perché non può essere che venga delegato ad un atto amministrativo. Cioè qua il problema è nominiamo un avvocato, andiamo davanti al TAR, se il caso c'è la ragione non lo facciamo fare, se il caso c'è la torto, beh, noi ci abbiamo tentato, probabilmente il TAR ci darà torto perché ci sono tra l'altro precedenti, quello che è accaduto in altre cose, con le piattaforme fatte a Gela, con le piattaforme fatte a Ravenna, a Crotone, sono tutti dei precedenti in cui tanti porto. Io mi auguro che mi daranno ragione in questo caso, ci daranno ragione, però non possiamo non va delegato ad uno strumento di natura amministrativa, perché se no non ha senso convocare il Consiglio Comunale. Allora, a seguito quindi la proposta di modifica della legge, facciamo questa commissione che aiuti il nostro locale nei passaggi più importanti e che probabilmente aiuti il Comune di Gela insieme agli altri comuni a trasformare questa ricerca da amministrativa, il quale attualmente non è, a trasformarla in ricerca di natura politica. A tal proposito, per Presidente, la ringrazio. Io posso dire che ho mandato una lettera al Ministero dell'Ambiente su questa vicenda, non è mio personale, posso? Non chiedo il permesso della persona. Assolutamente, non è mio personale, ho mandato una lettera al Ministero dell'Ambiente e l'ho invitato Gela, ma non l'ho invitato a Gela a fare passerelle, come normalmente si fa e si fanno fare in altre occasioni. L'ho invitato Gela e l'ho invitato a leggere il dossier sulle pagine e a venire a Gela a dire le cose che il Ministero dell'Ambiente ha detto in questa sede e soprattutto, se possibile, aprire un ulteriore ragionamento politico, perché la vicenda politica è, secondo me, politica deve diventare. Grazie Presidente. Grazie al collega Siracusa. Ha chiesto di intervenire l'assessore Ventura nel facoltà. Grazie Presidente, consiglieri e associazione e comitati presenti. Io nel ringraziare il consigliere Di Stefano che ha proposto prontamente questo Consiglio Comunale, perché ci tenevamo insieme al Comitato a avere anche l'opinione e il supporto del Consiglio Comunale su questo tema, intervengo per solo fare un po' di chiarimenti e poi per centrare la questione quella vera, cioè quella detta dall'avvocato Polizzotto, che appunto dice che sarebbe opportuno aggiungere ai ricorsi già fatti tempestivamente, dove si parla un po' di tutto. Ora io brevemente, non l'ho fatto l'avvocato, lo vorrei farlo io, ma proprio tre punti salienti, e quindi discuto su questo, cioè sull'opportunità. Se l'avvocato Polizzotto dice che il legale del comune dice che sarebbe auspicabile aggiungere
nonostante la variante continuavano a insistere perché comunque è un muro che diciamo quindi però volevo anche precisare questo. Però per quanto riguarda quello che giustamente faceva emergere il consigliere Vella, cioè rispetto all'opportunità di inserire quella relazione del biennale del comune di Gela, in realtà è stato proprio trascritta quella relazione all'interno del ricorso, infatti si fa riferimento alla presenza del polo petrochimico di Gela, si fa riferimento alle 3 piattaforme, si fa riferimento ai 2 oleodotti appunto presenti nelle piattaforme, si fa riferimento alla tutela delle coste e si fa riferimento anche alla tutela delle dune e delle sue potenti, quindi si fa riferimento anche a tutte queste vicende, ma non solo, si trascrive anche il parere negativo della sovrintendenza che appunto fa riferimento a una serie di beni archeologici da tutelare, quindi in realtà nel ricorso principale a tutti questi diciamo premesse, tutte queste premesse vengono fatte, quindi si parla della presenza della raffineria, della fauna, della flora e dei beni archeologici. Però se può ancora servire a supporto un ricorso autonomo che faccia riferimento solo ed esclusivamente ai beni archeologici marinari che esistono lì, secondo me dovremmo valutarlo positivamente e prendere un impegno a dare questo ulteriore incarico. Per quanto riguarda la commissione, bellissimo. E si può fare, che l'avvocato lo dice, siccome l'amministrazione ci ha dato l'incarico all'avvocato Polizzotto per appunto opporsi a questo provvedimento, il Consiglio Comunale potrebbe dare all'associazione dare un incarico soltanto per le vicende archeologiche marinare, quindi potrebbe essere una bella idea e quindi anche questa potrebbe essere una bella. No, non è in più, serve, a quanto pare serve. Quindi. Per quanto riguarda la commissione, secondo me può essere utile, anzi potremmo fare in modo che il presidente di questa commissione si possa aggiungere al comitato dei sindaci e delle associazioni e quindi possa con noi seguire tutte le vicende del caso. Chiudo dicendo, nei prossimi giorni sarà organizzata una manifestazione nazionale qui a Gela. I sindaci di Agrigento, di Montechiaro, di Cata e Butera hanno detto che parteciperanno a questa manifestazione, abbiamo coinvolto le scuole, quindi volevo anche dire ai consiglieri comunali di poter farsi promotori anche loro di questa grande manifestazione, perché secondo me dovremmo investire la stampa nazionale, la televisione nazionale su questo problema affinché non diventi soltanto un problema di genere del comprensore, ma sia un problema nazionale. Grazie. Grazie Assessore Ventura. Ha chiesto di parlare il consigliere Viallo, ne ha facoltà. Presidente, tutti presenti, io parto dal discorso che iniziamo praticamente per energia rinnovabile, ma non il sito praticamente della nostra Sicilia non è digitalizzato, un sito praticamente dove stanno sorgendo diverse imprese, diversi villaggi turistici, e cerchiamo di fare un impianto eolico offshore, quindi risulta che anche qui offshore aveva proposto uno che era quello che realizzato nella nostra zona e l'altro è quello a Pozzano. Poi per una questione praticamente della palestinità, degli interessi aziendali che è quella della profondità delle acque, decidono praticamente di realizzarlo nella nostra zona. Io questo fatto, questo impianto eolico offshore, non lo considero offshore, lo considero onshore perché è cade proprio a riposto della costa e praticamente dentro la nostra costa, cioè a 2 miglia di distanza dalla nostra costa, che è facilmente anche raggiungibile al nord, vanno praticamente ad impiantare un impianto del genere che deturpa in modo molto drastico proprio quella costa. Mi devo complimentare con il comune di Butera perché
dato il parere negativo che ha dato il Consiglio Comunale e la Giunta, però c'è un parere positivo dato dai tecnici che non fa altro che, considerando, infatti è presente anche nella gazzetta ufficiale, quindi il parere negativo, se si volesse considerare praticamente validamente espresso il parere negativo a fianco di quello positivo, si resterebbe rientro nella fattispecie prevista dal comma 7 dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, numero 241, per cui l'assegno si considera acquisito, considerando il parere. Quindi io mi riferisco praticamente all'intervento che aveva fatto Sciccolone e diceva che era stato fatto praticamente in maniera superficiale. Secondo me è stato fatto in maniera ad hoc, proprio perché loro vogliono questo parco eolico. Io volevo praticamente porre dei requisiti all'avvocato Poliziotto. Uno che credo praticamente che in Europa non esiste un impianto eolico offshore vicino alle coste e ce lo vogliono fare qua, da noi che è l'unica zona non industrializzata. E l'altro, tenendo in considerazione una sentenza già espressa dal TAR del Consiglio di Stato in cui già si sono espressi il TAR e il Consiglio di Stato che hanno bocciato il progetto a 8 km dalla era stato il progetto diciamo a 8 km dalla costa come è stato presentato al piacere. Grazie consigliere Rialto, ha chiesto di intervenire il signor Leopardi, ne ha facoltà. La raccomandazione è sempre nei limiti di 5 minuti. Sì, forse anche di meno di 5 minuti. Allora, intanto ci presentiamo, sono il signor Leopardi, in questo momento sto rappresentando il comitato difesa del corpo che si è costituito spontaneamente dopo che questo parco è stato esposto, è stato descritto nella gazzetta ufficiale. Quindi è chiaro che i cittadini in questo caso hanno avuto la fortuna di collegare le singole proteste in un'unica protesta. Questo ovviamente adesso il comitato cresce di giorno in giorno, quindi significa che anche la cittadinanza è al corrente di questo patto. Il mio dubbio, più che altro la nostra protesta, sempre legata, fai polemica, è del perché il comitato abbia messo i riflettori su questo patto, visto e considerato che il 90% dei cittadini di Gela erano a non conoscenza di questo patto, cioè servivano dei cittadini, in questo caso far conoscere la reale problematica ad altri cittadini. Quindi questa è una piccola polemica, diciamo così, che in questo caso nel territorio di Gela spetta sempre ai cittadini, insomma, mettere i fari sui problemi, perché se il comitato non si fosse costituito oggi Gela non saprebbe realmente di questo caso e domani, magari un giorno qualsiasi d'estate, e all'inizio dei lavori la gente ovviamente, pur essendo a conoscenza, sarebbe rimasta di stucco. E noi ovviamente qua siamo venuti a conoscere anche le parti amministrative e legali, perché il progetto in linea di massimo lo conosciamo, lo studiamo, quindi tutto quello che avete detto, lo conosciamo benissimo. Conosciamo realmente pochissimo invece dalla parte legale, perché non abbiamo ancora le fonti certe di qual è la linea legale che l'avvocato Poliziotto, che sicuramente sta facendo un ottimo lavoro, però noi non siamo riusciti, insomma, a conoscere ancora questa fase. Quindi è chiaro che ripeto, ho già precisato in maniera egregia, sta conducendo, però ripeto, il comitato, siccome si è costituito da poco, è chiaro che sta in questa fase cercando di riportare sotto l'attenzione dei cittadini attraverso una situazione proprio di manifestazioni, di incontrare i cittadini, quindi la parte legale l'abbiamo data al nostro, diciamo così, avvocato, quindi. Però dobbiamo anche capire che nel 2009, giusto per rimarcare questa cosa, c'è fu una relazione di TUSA nell'ottobre del 2009, proprio durante un convegno dove TUSA affermava che il Golfo di Gela era lo scrigno del Mediterraneo. Quindi questa parte di qua
questa parte di qua praticamente anche da quello che diceva Liato, ma sempre ridondante a quello che già dicevano i consiglieri, il sindaco di Butera ha già affermato, non scritto, mi pare ovvio, ha affermato che i 250.000 euro, 300.000 euro, comunque vada saranno una manna per le casse di Butera. Quindi contraddice il fatto che dal punto di vista politico e pubblico ha dichiarato che invece è contrario al parco. Quindi c'è un contrasto palese che dal punto di vista politico deve dare atto che il Consiglio e la Giunta hanno dato parere negativo, ma in realtà dal canto suo, dal corridoio diciamo così, sta tentando invece di portare avanti il progetto perché sono soldi che entrano al territorio e quindi all'amministrazione di Butera. Quindi anche da questo punto di vista il Comune di Gela in questi anni non è che si è messa più di tanto a contrasto su queste linee anche dal punto di vista proprio pubblico, perché poteva in quel caso cercare un po' di spingere anche il parere anche l'opinione pubblica anche propagandistica per dire che perfetto. Quindi realmente non so fino a che punto Butera da questo punto di vista sia contrario, quando poi con il silenzio stesso e tutto quando fatto tocca anche io penso che sia fatto tocca. Sì, no, è il comune di Butera, però è giusto ribadire che oggi il comune di Butera rappresenta un quinto, no scusate, il 5%, perché il 5%, sì, vabbè, voglio essere buono, il 5% del valore realmente territoriale di Butera legata a Gela. Quindi questa è la rabbia ovviamente anche del comitato, non è possibile che adesso... Facciamo completare l'interessato. È chiaro che noi siamo venuti qui come comitato e anche come parte cittadina, quindi non è che possiamo prendere anche parola da un punto di vista legale, amministrativo, burocratico, cioè noi rimaniamo sempre dei cittadini. È chiaro che cerchiamo di intraprendere anche un'azione con la Giunta affinché mettiamo in campo le migliori strategie e quindi quale oggi può essere il miglior percorso. Siccome già Giuseppe ha lanciato l'idea, anche il comitato rilancia questa idea che comunque vada deve essere inevitabilmente alla fase finale, quindi positiva di questo ricorso a TAN, quindi mettendo in campo le migliori risorse che abbiamo. Quindi siccome il nostro avvocato e anche Chiara Draghi in questo momento hanno già fatto una loro relazione, quindi stanno intraprendendo una loro linea, devo capire se la Giunta può in questo caso venire incontro al comitato, cercare di capire se le due parti lavorano insieme, quindi con il poliziotto che già ha fatto il suo lavoro, attenzione, oppure l'avvocato, quindi lo studio legale, faccia un percorso diverso, con un proprio ricorso, con appunto un proprio ricorso Consigliere Polizzi, mi è fregato di accomodarsi, chiedo scusa. Con un proprio ricorso che in questo caso, rivediamo, è mancata la parte storica, archeologica e culturale di questa città, perché Butera si fa sempre solo ed esclusivamente sulla parte territoriale e non sulla parte archeologica marina, quella che oggi rappresenta solamente ed esclusivamente il rilancio di questa città. Grazie. Io spero di essere stato chiaro, adesso se vuole... Un attimo su questo. Io ringrazio il signor Leopardi per il suo contributo, per onor di chiarezza. Gradirei che quando in quest'Aula vengono fatte delle precisazioni si abbia complessivamente il senso complessivo delle cose che si pronunciano, perché dire che la politica e il Comune di Gela Altre sono stati assenti e il 90% quando ci sono dei ricorsi affidati all'avvocato poliziotto che fa testimonianza diretta di un processo di dibattito, no, la prego, non è polemica, è proprio adeguando per rispetto alle cose. Poi la sensibilità del comitato che apprezziamo per il contributo, non mancherà l'azione di sintesi, di collegialità, perché su questo ci ritroviamo tutti sullo stesso fronte, quindi per carità. Va detto però probabilmente alcune iniziative avevano bisogno di più area, di maggiore approfondimento e
questa può essere un'occasione che vada in questa direzione. Questo è un consiglio comunale che ha visto me personalmente con l'avvocato Maganuga, allora assessore all'Igiene, andare a Licata per questo tipo di manifestazione, e quindi chi le parla approva di un percorso che è molto lontano. Ringraziamo il contributo oggi nobile del comitato e assieme portiamo avanti questi problemi senza nessun problema. Lo dico perché ci siamo messi anche a Licata prima di altri, non per questa posizione. Chiuso questo fatto, ma era solo per memoria storica, non per altro. È stato chiesto l'intervento dell'avvocato del comitato, ne ha facoltà nei limiti dei 5 minuti. Grazie avvocato. Grazie Presidente. Ringrazio tanto l'amministrazione comunale di Gela per aver convocato questa assise aperta anche al comitato e a me che insieme all'avvocato Chiara Modica, Donna delle Rose, rappresentiamo il comunicato. Io volevo, ovviamente il comitato stesso, io volevo preliminarmente fugare ogni timore da parte di qualche consigliere che, non conoscendo gli atti, ha in qualche modo espresso appunto il timore che determinate doglianze non fossero state promosse da parte delle amministrazioni di enti territoriali rappresentati nell'ambito dei ricorsi altari che sono già stati promossi. Posso dire che tutti i motivi di doglianza che avrebbero dovuto essere promossi sono stati egregiamente affrontati da parte dell'avvocato Polizzotto. Ciò detto, l'avvocato Polizzotto stesso poco fa faceva riferimento alla circostanza che nessuno tra gli enti territoriali ha rappresentato all'atto del conferimento dell'incarico la circostanza che vi era un giacimento archeologico i colleghi non erano senz'altro tenuti a sapere questa circostanza. Questa circostanza può essere... Gradirei per cortesia un po' di silenzio anche tra il gruppo. Questa circostanza può ancora essere fatta valere, può essere fatta valere da parte dei soggetti che compongono il comitato, non il comitato stesso che non avrebbe legittimazione ad agire, ma da parte di alcune associazioni. A margine di questa assise definiremo quali delle associazioni componenti il comitato promuoverà questa azione. È ovvio che laddove il Consiglio Comunale, così come peraltro poco fa veniva promosso, volesse coadiuvare l'azione del comitato stesso, nulla osterebbe a ciò. Certo è che nel ricorso da promuoversi, dico unitamente, non ci limiteremmo, così come è stato da altri consigliato, ad evidenziare soltanto quel motivo di doglianza. È ovvio che promuoveremo un ricorso globale, certamente affronteremo in maniera più, come dire, cospicua la circostanza che vi sono dei problemi dati dal rinvenimento di alcuni reperti archeologici anche di un certo valore che sono stati effettuati da alcuni mesi a questa parte e come dire, all'uopo riteniamo anche di dover la prossima settimana, o meglio il lunedì stesso, promuovere un'istanza di accesso ai beni culturali per capire effettivamente quali siano questi beni che siano stati rinvenuti. Gradirei maggiore attenzione da parte degli altri. Consentiamo all'avvocato di poter esplicitare il suo ragionamento. Grazie. È ovvio che laddove questi beni fossero stati rinvenuti quindi non fossero stati debitamente considerati, o meglio, che questi rinvenimenti non fossero stati debitamente considerati nell'ambito della procedura che ha portato all'autorizzazione di cui stiamo oggi discutendo, in qualche modo un vizio si presenterebbe con riguardo all'autorizzazione stessa. Quindi diciamo è unitamente a questo ricorso che senz'altro cominceremo a redigere alla fine già di questa assise, è necessario capire tramite un'istanza di accesso quali rinvenimenti effettivamente siano stati effettuati e se i beni culturali sono stati interpellati sul punto, se sono stati effettuati degli ulteriori rinvenimenti a partire da quando i beni culturali stessi sono stati interpellati. Nell'eventualità così fosse sarebbe opportuno poter chiedere agli stessi beni culturali
istanza presso le amministrazioni che hanno provveduto ad autorizzare il parco eolico offshore affinché rappresentino loro la necessità di bloccare l'autorizzazione e quindi il procedimento che porterà, se non venisse bloccato il voto dell'amministrazione stessa, ovvero l'esito della Camera del Consiglio che si pronuncerà sull'istanza cautelare, farà sì che questo determinato parco eolico, che tutti mi pare vogliono ostacolare, possa essere realizzato. Ringraziamo l'avvocato Puntarello per il suo contributo. Allora, la situazione è questa: emerge con evidenza dal dibattito qual è l'orientamento complessivo. Sono state formulate delle sollecitazioni, oltre che la necessità di integrare tutto con delle commissioni e verificare, come diceva giustamente l'avvocato, a margine della seduta, la redazione di un qualcosa che possa essere arrivando comunque con specificità. Questo è un lavoro che merita non solo maggiore tranquillità nell'elaborazione. Allora la proposta che io formulo all'intero Consiglio, ma a tutti quanti i partecipanti, è di prendere atto per intero dei contenuti espressi in questa sede, per intero, dalle relazioni degli avvocati ai contenuti sotto il profilo del pronunziamento, e di rinviare alla riunione dei capigruppo a lunedì la formulazione del documento della Commissione con presenti il Comitato, non in questo momento gli avvocati, fino a capire in che termini procedere anche nella formulazione di un possibile incarico improprio o da archiviando, anche per verificare l'amministrativo in termini di impegni finanziari e di iniziativa di riferimento. Questa è la formulazione e a questo io faccio riferimento rispetto al dibattito che è in corso. Grazie Assessore, grazie a tutti, a lunedì per la convocazione dei capigruppo e del Comitato su questa questione. Grazie.